Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Anche se c'è vento, spero che funzioni il microfono. Sono qui su questa terrazza, a quest'ora non c'è nessuno, quindi ne approfitto per fare una breve lettura da Roberto Calasso, Come ordinare una biblioteca, ad Elfi, e ho anche comprato la lettura, però già ho fatto un piccolo video breve su Instagram parlando di alcuni scrittori la domenica scorsa. Mi interessava leggere un piccolissimo pezzetto di questo libro perché mi sta molto formando. È un autore di cui ho letto altri libri e avevo piacere a inserirlo nella successione di video che sto pubblicando anche su YouTube. Se c'è una parola malfamata è civiltà, con buone ragioni, ma ciò non toglie che in certi casi sia utile. Per esempio, se dico che la London Library è un modello altissimo di civiltà. Lo stesso intendeva Forster quando scrisse: la London Library non è tipicamente inglese, è qualcosa di tipicamente civile. Così rifacendosi non a una qualche osservanza di maniere o leggi, ma al puro fatto di essere qualcosa di giusto e non troppo lontano dalla perfezione, secondo criteri applicabili in qualsiasi luogo, tempo, circostanza. La London Library fu fondata nel 1841 per impulso veemente di Thomas Carlyle, che non sopportava più di andare al British Museum. Troppa gente, troppo brusio, troppo tempo perso per attraversare Londra da Chelsea e aspettare poi i libri. E quell'italiano, Panizzi, che dirigeva la biblioteca, gli aveva negato una stanza solo per lui. Carlyle era un divoratore di libri, scriveva e presto leggeva in pubblico i suoi scritti. Per una guinea si compravano i biglietti nelle migliori librerie. Ascoltatori complici e entusiasti, una testimonianza benevola, parla la luce lunare che emanavano nella sala di Portman Square, i volti di alcune delle dame più belle della società inglese, che lo guardavano come un cowboy arrivato dalle pianure americane e non come di fatto era, dalla Scozia. La prima serie di letture era dedicata alla letteratura tedesca, dai Nibelunghi ai romantici. Il picco del successo fu raggiunto con l'ultima serie, sugli eroi, da Odino a Robert Burns, così la presentò a Emerson, che suonava un po' come da Siva a Mick Jagger. Spero di leggere altre parti del libro o di pubblicare la recensione. Vi saluto, grazie, ciao.